Combattenti! Sacra infezione di Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, dal 27458/98 di Robledo Alfredo al 27938/04 di tanti PM, GIP, gruppo, eccetera. E poi messaggio di conferma. Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Milano 9 giugno 2004, al Commissariato della Polizia di Stato Porta Genova Milano, oggetto, richiesta trasmissione atti, si richiede la trasmissione urgente al fax 0255012632 di copia degli atti redatti dalla volante Beggio quarto turno, ma non erano mica ignoti. In occasione dell'intervento effettuato in data 4 maggio 2004 in Milano, via Laurenteggio numero 30, presso Terlizzi Gas Impianti. Il 4 maggio 2004 il Terlizzi Gas Impianti non esisteva. In merito a divergenze tra tale Francesco, senza cognome, e Berlusconi Silvio, Napolitano Giorgio, Pomodoro Olivia, Nobile Alberto, la Portinaia coi coglioni, Rossella Filacchione, Paola Selleri, Lafayette Emilio, Paolo Scherpis, no, Angelo Russo, vabbè. E la procuratore della Repubblica aggiunto, dottor Giuliano Turone, firma Palazzo di Giustizia, via Manara numero 4, 20122 Milano, telefono 0254333720, fax 0255012632. Ecco, fin qui, mamma mia, i telegrafi scottano, la guerra dei mondi. Ecco, passiamo ai commenti sotto il video di ieri, che era Sacro Atto Italia 27938/04, page 3, San Giuliano Turone, Vergine e Martire. Conoscere i grandiosi trovatelli d'Italia, fratellini e sorelline del grande fratello di Orwell. Se non li conosci, non conosci, non ti conosci, non sei uomo, non sei donna, non sei gay, sei nessuno. Il Santissimo Babbo Natale, Pasquale Roberto, dice augura a tutti più pompine, meno ciallerini, altro che napolitana, altro che Berlusconi, altro che eccetera. E Lafayette Emilio e Sorci, dice in galera o in manicomio, dice passaparola, ditelo a Napolitana, e se Napolitana non è d'accordo o ignora, dice in galera o in manicomio pure il Papa del Colle. Dice fere, basta blaterare. C'è ancora un po' di tempo e poi si chiederà pubblicamente alla comunità internazionale di intervenire, arrestare i trovatelli d'Italia DOC, primo fra tutti il Papa del Colle, il custode della Costituzione, il Presidente della Repubblica Italiana. Richiesta pagine, dice lo si paga, dice qui anticanaglie@gmail.com, nell'oggetto Sacri Atti Italia. Mostriamo il nostro lato migliore. Chi l'ha detto? Berlusconi. Dice, ma pure Letizia Moratti l'ha detto. Beh, tutti lo dicono. Dice, mostriamo il nostro lato migliore. Ecco, 16, il più meraviglioso, Sacro Atto Italia numero 1. Partire da qui, tutto il resto è conseguenza. Tutto il resto è conseguenza. Visualizza, dice visualizza tutti i commenti. Dice visualizza tutti i commenti. Dice visualizza tutti i commenti. Aspetta.
Forza Nuova, che è successo? Notizie, Forza Nuova. Moratti, Lavratti, rivoca l'assegnazione dei nuovi locali. Dice, gli amori della Moratti Letizia Sorci. Dice, la prima cita di Tarzan, o cittadina è lo stesso, la prima cita di Tarzan di Milano ama alla follia solo quelle che non pagano, gli abusivi, ad esempio la CGIL del Giambellino, Angelo Puledde Sorci di via Giambellino 5456, casa.it, Valium Gas e Impianti di via Larenteggio 30, Camcin, questo l'hanno detto, giveaway, cos'è? I desideri, insomma, giveaway di Capodanno. Ecco, esprime desideri, no? 3 desideri, 3. Allora, primo, liberarmi dei trovatelli d'Italia. Secondo, dice, i trovatelli d'Italia in galera. Terzo, i trovatelli d'Italia in manicomio. E poi ancora, dice, prima, regalare un trovatello d'Italia a Giuliana. A chi è? Quella che ha lanciato il giveaway. Vabbè, dice, primo, regalare un trovatello d'Italia a Giuliana. Secondo, regalare un trovatello d'Italia a Joseph. A chi è? Il figlioletto. Terzo, dice, regalare un trovatello, o una trovatella naturalmente, d'Italia a Jacob. E chi è? Un altro figlioletto della Giuliana. Vabbè, andiamo avanti. Notizia, abrogata la denuncia d'ospitalità. Sì, è abrogata la denuncia d'ospitalità, e infatti che cazzo di norma era, no? E doveva intervenire l'Europa per dire che era una cosa... dice, comunque dice, ma non la denuncia, ma non è stata abrogata però la denuncia per cessione a fabbricato, vendita, affitto. No, quella non è stata abrogata. Dice, per il negozio di via Larenteggio 30 Milano, Valium Gas e Impianti, dice, la denuncia non c'è, ma al proprietario, no, dico al proprietario naturalmente, no, dice, non è stata rilevata nessuna infrazione. Sì, perché gli abusivi sono ignoti e quindi ci si rifà 7 anni, qua ci scappa l'ergastolo, Poi dice 7 anni ancora, e poi parlano di lotta all'evasione, ma, dice, questura, commissariati, comandi, un mare di togati, avvocati, esperti vari, e ancora non se ne sono accorti, ma, Continua lo sciopero della sindaca coi coglioni di Milano, dei trovatelli d'Italia, davanti ai sacri atti d'Italia. Silenzio. Milano Today, Camcin, 31 dicembre 2010, dice, dati falsi. Parlano di reati, no? Parlano di reati, questo più, quello meno. Dice, Camcin ha detto, dati falsi. Dice, questo Alessandro Marangoni dice ancora peggio o meglio, dice, dipende dai punti di vista dei predecessori, Paolo Scarpis e Vincenzo Indolfi. Dice, auguri, i trovatelli d'Italia Do, che dice prima infornata, augurano a tutti buona fine, dice, solo buona fine. Pasquale Roberto, Ruta Gaetano, Nobile Alberto, tanto per ricordarne qualcuno, no? Dice, poi dice, nessuna replica da parte del Marangoni Alessandro, occhi per lui. Dice, chi tace acconsente, via, fate pena, fratelli. Dice, replicano in silenzio, però replicano vendicandosi in silenzio. La Presidenza della Repubblica vieta di commentare,
laddove si può, dice, e non si vergogna, no. Dice, il vuoto del Papa del Colle è provocatorio, dice, infatti, dice, un terrorista travestito da presidente. Dice, il presidente dice, e il mio pensiero va, sono vicino col cuore, con tutto me stesso. Dice, ma mattina, messaggio di fine anno degli studenti in mobilitazione. Dice, sono solo parole, ma le uniche condivisibili, tutte, o quasi tutte, dice, i messaggi del presidente, dei presidenti, sindaci, questori, prefetti, eccetera, dice, fanno solo vomitare. Il capo della polizia, prefetto, della polizia, prefetto, Antonio Manganelli, dalla questura di Bologna, in collegamento con le altre sale operative, festeggiano il nuovo anno insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, impegnati a garantire la sicurezza per gli italiani in festa. Commentino dice, più pampini, meno cellerini. Il messaggino di chi è? Di Pasquale Roberto, a nome per conto di Italia. E dice, oltre 1000 visualizzazioni, nemmeno un commento. Dice, accettano solo complimenti. Dice, evviva. Complimenti, evviva. Dice, e diciamolo no, dice, viva la polizia, che eroi. Dice, dice, e abbasso di ma che sta a di. Ecco, giusto. Benedetto, 16 per 1000, 16, benedetto 16 per 1000, peggio 4, messaggio di conferma, ma manco fosse la guerra dei mondi. I telegrafi scattano, dice, nemmeno al cinema si è vista tanta concitazione, tanta eccetera. Dice, sti cazzi, lunghezza pagina, lunga 1 minuto circa, ecco, l'abbiamo già detta. I portavomitri di tagli ad hoc, dice, di terra, dell'aria o di mare, dice, tutti e dietro ai cespugli, sbavanti. Oh, come corvi sulle rocce, i portavomiti di tagli ad hoc, di terra, dell'aria, di mare, tutti dietro ai cespugli, oh, corvi sulle rocce. Gli auguri della Moratti Letizia, dice, ci sono. Dice, ci saranno, aspettiamo che la dea delle dee ce la porti. Aspettiamo che la dea della dea ce la porti il vento dell'abbondanza, della cornucopia. Letizia, ha detto di non scrivere troppo, altrimenti nel prossimo video, dice, non ci sta tutto. Beh, dice, dipende anche dalla lunghezza del sacro atto Italia quotidiano. Quello che ci sta, ci sta. Il Lafayette Emilio e Sorci in galera o in manicomio, dice, passaparola, ditelo a Napolitano, e se Napolitano non è d'accordo ignora, in galera o in manicomio, oppure il Papa del Colle, dice, basta blaterare, dice, ancora un po' di tempo e poi si chiederà pubblicamente alla comunità internazionale di intervenire. Oh, l'Italia se fa qualche cosa è perché glielo dice l'Europa, che glielo dicono gli altri. Da sola, niente, combina tanti casini, e poi deve sistemare. Dice, arrestare i trovatelli di tagli ad hoc, prima fra tutti il Papa del Colle, il custode della Costituzione, il Presidente della Repubblica Italiana. Dice, mantenere puliti i canali. Ecco, dice, manteniamo puliti i canali di che cosa? Di YouTube, del web, insomma, mantenere, dice, puliti i canali. Ecco, dice, dei fiumi, ad esempio dell'Ambro, Seveso, Olone, Navigli, eccetera, che se ne frega della loro sistemazione, pulitura, eccetera, dice, ci sono solo intenzioni e studi.
tanti studi, dare da mangiare agli studiosi, gli architetti, gli ingegneri, il ponte sullo stretto, con i soldi spesi per gli innumerevoli progetti, avrebbero potuto ricostruire tutte le città sepolte dal tempo da che è nato